Curiamo il Veneto, questo è il piano concreto proposto dal Partito Democratico Veneto per proteggere la regione dai cambiamenti climatici. 5 proposte fatte oggi dalla sede del partito a Padova. Bisogna andare ad uno stop del consumo del suolo, che le cinture urbane vadano rigenerate, ci vuole un piano per l'acqua e per gli invasi, ci vuole una protezione dei nostri fiumi e bacini di laminazione e naturalmente anche una rigenerazione urbana delle nostre città. Insomma, una cosa seria, parlando di cose concrete che riguardano la terra dei nostri cittadini e il futuro che dobbiamo dare alla nostra regione. Dal 2010 al 2023 sono stati circa 100 gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio. L'urgenza è metterlo in sicurezza. Alcune opere sono state fatte, le citava anche la consigliera Luisetto poco fa, con il bacino di Caldogno, e hanno messo in sicurezza anche il piano del Paus per Padova, per esempio, ha messo in sicurezza la città dalle grandi alluvioni. Ma quello che manca sono 10 bacini su 23 che erano stati programmati, e segnalo un dato: che siccome in Veneto è stato costruito troppo, molto spesso la localizzazione di questi bacini è diventata problematica, perché vanno spostate alcune attività e alcuni insediamenti immobiliari nelle aree contermini. Gli esponenti Dem hanno anche annunciato una serie di visite nei luoghi che hanno bisogno di interventi. La prima tappa sarà proprio il Piave, per lanciare questo tema molto importante che riguarda la tutela dei fiumi e i bacini di laminazione, le opere che debbono essere fatte e che poi proseguirà in altri luoghi del Veneto, proprio a dimostrazione di come vogliamo parlare con i piedi per terra di cosa succede nella nostra terra.